Quindi io ero a Pavia e avevo appena preso la maturità. Avevamo una unica classe, perché Pavia non è una città grande, quindi il liceo era con solo un'unica classe. Avevo fatto la maturità, ero felicissima con tutti questi amici. Notizie, mio padre, che era ingegnere ed era il direttore della motorizzazione, era l'ingegnere capo qua a Cagliari. E quindi abbiamo dovuto, io con grandissimo dispiacere, i miei genitori non tanto, mia madre non. Poi allora c'era, il viaggio consisteva nel partire in treno a Golfo Aranci, attraversare in treno tutta la Sardegna e finalmente arrivare a Cagliari. Era un viaggio molto stancante, caldissimo, era il settembre. Precisamente era il 1929, io avevo appena compiuto 17 anni, ero avanti 2 anni a scuola. E arriviamo alla stazione, che è uguale a quella che era quella, non era stata ancora bombardata, quindi era in Italia. Scendiamo, ma che bello questo palazzo, il palazzo del comune. Io ero con mia madre, mio padre e i miei 2 fratelli. Ma poi questo giardino. Insomma, ci è piaciuto moltissimo. Poi andiamo a casa, che ce l'avevamo già, che erano le case degli impiegati che ci sono adesso in Piazza Galilei. Allora si chiamava Campo Carreras, e perché era veramente un campo dirupato. La casa non era male, poi era anche abbastanza bene abitata. C'era per esempio una persona importante, il professor Mozzo, che è anche preside di facoltà. Sì, ci è piaciuta anche abbastanza la casa, non c'era il termosifone, però era settembre, e però non avevamo niente da mangiare e non sapevamo come fare. Allora preghiamo l'autista, che era una persona simpaticissima, squisita, molto intelligente, e gli diciamo: senti, noi abbiamo fame, non si può comprare un po' di frutta? E lui, se ce la può comprare, sì, va e ci porta quello che non si trova più, il moscatellone, meraviglioso, d'una bontà. E noi terrorizzati, costerà una cifra pazzesca, pensavamo noi. Invece costava non so quanto, però costava pochissimo, perché era l'uva comune. E quindi l'approccio è stato bellissimo. Poi però io facevo un po' capricci, non volevo andare all'università e mi ero iscritta in legge, non avevo voglia di conoscere nessuno, finché mio padre si è seccato e ha detto: vai all'università a non speccare. E ci sono andata. Beh, all'università a Cagliari in giurisprudenza eravamo solo 5 ragazze, in medicina ce n'era una sola. Poi l'altra cosa a cui tengo è che appena sono andata a lezione, ho fatto amicizia con i colleghi, con i compagni, mi sono trovata benissimo, ero felice, dicevo, mi sembra di essere ancora a Pavia. Hanno senso dell'umorismo, e quelle poche compagne, che avevo 4, sono diventate mie amiche per sempre.